Allora, ritorniamo qui, vediamo di capire e descrivere anche ai nostri telespettatori qual è quest'area, quali sono questi comuni coinvolti e quindi di che cosa stiamo parlando quando parliamo di Terre dei Tiepolo. Perché molti magari non riescono a concentrare. Quali opere ci potrebbero essere, che interessi ci potrebbero essere? I comuni sono il comune di Mirano, di Santa Maria di Sala, di Noale, di Selzano, di Martelago, di Scorzè e di Spinea. Poi ci sono i comuni della Riviera del Brenta, e lì magari sono conosciuti con le classiche ville, eccetera. Che sono i più conosciuti, no? L'offerta qui è molto variegata, come ricordavo prima, le ville per semplificare nella Riviera del Brenta. Per quanto riguarda invece il milanese, l'abbiamo chiamata la Terra dei Tiepolo perché ci sono parecchie opere dei Tiepolo che sono distribuite nel territorio in particolare di Milano, anche qui poco conosciute, ma ci sono tante altre, diciamo, realtà, in particolare da un punto di vista paesaggistico, che sono degne di essere conosciute. Allora, le cose, lì il problema non è tanto nell'individuare l'offerta, perché l'offerta c'è, cioè i prodotti ci sono. E dobbiamo però mettere a sistema tutto quello che c'è. Ci sono alcune realtà in giro per l'Europa dove hanno la capacità di promuovere il niente, o quasi, va bene. Negli Stati Uniti lì sono... Io che giro parecchio, diciamo, sono andato in quei posti perché erano richiamati in guide, le trovavi un po', arrivavi e trovavi praticamente una piccolissima cosa che da noi neanche la prendi in considerazione, va bene? Ecco, quindi c'è il problema di promuovere quello che abbiamo, ma ripeto, ecco, soprattutto... Pensate, un attimo solo, pensate che in America ho percorso ben 200 miglia per vedere una fesseria di costruzione che non tale un decimo delle nette chiese parrocchiali, ma me l'hanno promozionata talmente bene che pensavo di andare a vedere San Pietro. È quello che stavo dicendo io, ha perfettamente ragione, ma a me è successo non in America ma qui in Europa. Ho girato parecchio anch'io e sono andato a vedere dei posti facendo anche parecchia strada e poi arrivavi lì e praticamente dicevi tutto qui. Questo è niente, no, ecco, e noi invece non abbiamo questa capacità ed è proprio quello che dovremmo tentare di fare, no? E cioè di valorizzare quello che, cioè non dobbiamo, qui non dobbiamo inventare niente, infatti. Non serve creatività, non serve, la tecnologia serve solamente per comunicare. Sì, infatti, no, ma l'esempio prima, il messaggio di prima che parlava del FAI. È vero, il FAI ha fatto una campagna supportata dai media nazionali, locali, eccetera, molto importante, dalla televisione, arrivare al cartaceo, comunque ha raggiunto tutti il messaggio chiaro, ha fatto vedere tanti beni, l'allettamento c'è stato, l'afflusso addirittura il sabato che si aspettavano poca gente è stato mostruoso, in virtù del fatto che hanno parlato, perché se non lo dicevano chi si ricordava del FAI? Assolutamente ben pochi. Verissimo. E allora si tratta appunto di dire guarda che c'è questo, la gente poi corre, è incredibile, ma la gente corre, quelle code che si sono viste per quei beni che erano poi abbastanza, però non tantissimi a disposizione, alcuni peraltro in parte erano già accessibili normalmente, ma chi andava a visitarli? Ben pochi. Si tratterebbe di farlo per cose che ci sono, che sono aperte, fruibili tutto l'anno in quest'area come anche in tante altre zone che magari avrebbero bisogno di qualcosa in più. Però bisogna tirarle fuori perché sennò la gente si muove, lo dimostrano. Cioè io dico, per esempio emblematico, proprio sono le giornate del FAI di primavera. Vedi, la gente c'è, si muove, va. Però devi ricordarglielo, devi fargli vedere che c'è qualcosa di particolare. E allora hai veramente masse. Poi c'è quello che diceva lei, bisogna essere ricettivi, accoglienti, per cui se le persone vanno, se ne parlava con altre persone relativamente ad altre entità o realtà di montagna, non puoi trovare che la domenica la gente va e poi non ci sono i negozi aperti, purtroppo, però di fatto la gente magari il negozietto ci vuole entrare, la vetrina aperta la vuole, la pasticceria aperta anche pomeriggio, ci deve essere, è un problema anche di organizzazione, e qui però anche voi come commercianti, io pongo l'obiezione un po' che viene spontanea, non siete favorevoli alle aperture domenicali?
Cioè noi non siamo favorevoli all'apertura domenicale se l'apertura domenicale è inutile. Cioè perché devo tenere aperto se non serve. Se non serve sto chiuso. E infatti cosa succede? Nelle località turistiche dove si lavora i negozi rimangono aperti. Però pensare che sia il negozio aperto che fa diventare turistica una località... No, deve essere di corollario a... Certo, deve essere corollario nel momento in cui nel progetto, e cioè nell'attività che si vuole svolgere in un'area per farla diventare turistica, possiamo inserire anche i negozi aperti. Non è che io ho una, come dire, una componente ideologica che mi dice no, io dico no ai negozi aperti nei modi e nelle forme con cui fino ad oggi si è fatta questa operazione di liberalizzazione che ha favorito solamente ovviamente la grande distribuzione e non ha portato nemmeno un centesimo, va bene, di utilità non solo ai negozianti del centro ma nemmeno alle piccole città, perché anche qui l'altro grande tema che noi abbiamo è legato al turismo oltre che ai residenti, le nostre città e il nostro territorio, città grandi e città piccole, in particolare le piccole città. Ora, a me sembra ormai evidente, non solo a me ma credo un po' a tutti, che la sofferenza che stanno vivendo tutti i piccoli centri urbani, i centri storici, e questa sofferenza ha una risposta che ha un solo nome, grande distribuzione, e cioè il fatto che questi poli di grandissima attrattività, numerosi poi come sono, hanno sottratto praticamente tutte le funzioni della città. Beh, Mestre è stata... Mestre, ma ormai è diffusissima questa cosa. Mestre ha un caso a sé perché Mestre è circondata, è la città murata di centri commerciali, più di altre. Però le ricadute poi interessano anche i comuni di cui stiamo parlando, cioè non è perché i centri commerciali hanno una capacità di gravitazione che è di centinaia di chilometri, cioè non è che colpisce solamente il comune di vicino. No? Allora, questo è un grande problema che noi abbiamo e io purtroppo penso che tutto quello che è successo in tutti questi ultimi 20-30 anni abbia fortemente compromesso il futuro delle nostre città. Le nostre città dovranno fare delle fatiche enormi per riprendersi un ruolo, si dovranno trasformare, si dovranno riqualificare, dovranno diventare città smart, come si dice, intelligenti, utilizzare la tecnologia ma anche la sostenibilità, la qualità dell'ambiente, la qualità complessiva dell'offerta che viene data, perché purtroppo si parte da una situazione che è compromessa. Io sono sorpreso sempre quando qualcuno, in particolare chi svolge un ruolo di responsabilità politica amministrativa, oggi si pone il problema con sorpresa del declino dei centri urbani. Ma era scritto, cioè nel momento in cui tu fai una cosa che ha una forte attrattività fuori, è evidente che l'attrattività, perché il commercio non uso uno slogan ma è così, ma è il motore delle città. Senza commercio le città si trasformano in luoghi, possono anche essere belli se sono interventi, però deserti. Quindi questo ha compromesso le nostre città per i prossimi minimo, io penso, un decennio. In questo decennio, se gli amministratori saranno bravi amministratori e avranno un po' di lungimiranza nel pensare un po' il futuro, e ancora questa lungimiranza io non la vedo fino in fondo. Perché ci vuole una cultura anche in questo senso. Ci vuole una cultura e ci vuole un'idea di come queste città vanno rigenerate, vanno riviste. Intanto bisogna dire che il territorio fuori dalle città non può essere più utilizzato per nuovi poli di attrazione di qualsiasi tipo e natura siano. Basta, ce ne sono già troppi. Tutto quello che si vuole fare oggi si deve fare dentro la città, e cioè le attrattività le dobbiamo riportare dentro le città.
riportandole dentro, le città si ripensano, si ridisegnano, si riorganizzano, si riqualificano. Va bene, altrimenti non c'è però futuro. sono ancora in discussione dei progetti anche importanti di centri commerciali. E questo fa capire fino in fondo quanta, diciamo, miopia ci sia. Il fatto di non capire... Ma sembra remare in due direzioni, cioè voi remate in un verso e c'è chi invece lo fa in un altro, anche con le autorizzazioni, perché a un certo punto è il sindaco che poi si piange addosso, però in realtà autorizza determinate cose. Sono gli strumenti urbanistici che permettono queste cose. Allora i sindaci fanno queste cose, a parte che io so che è estremamente difficile, ma io penso che tutte le strutture di una determinata dimensione non dovrebbero ricadere nelle competenze dei sindaci, ma dovrebbero ricadere in una competenza sovracomunale, certamente di città metropolitana, ma anche a livello di competenza regionale, perché altrimenti assistiamo a tutto quello che abbiamo visto, cioè noi abbiamo depauperato il nostro territorio, questo è quello che dobbiamo dire in maniera molto chiara, questo è successo in questa... E allora fino a un certo punto lo potevamo accettare in nome del benessere, il nord-est locomotiva, certo, va bene, dell'Italia, capannoni da tutte le parti e va bene. Dalla povertà si andava verso la ricchezza. C'è stato un momento però di rottura in cui quelle politiche lì hanno dimostrato che non servivano più, dovevamo cambiarle. E bisognava cambiare. E si parla allora di tutela del territorio, di innovazione, di recupero delle città. Se invece si continua con le vecchie impostazioni è evidente che... Qua dice meglio chiudere i negozi la domenica che aprire per poi avere più spese che incassi. Lasciamo i negozianti alle loro famiglie, credo che sia qualche operatore del settore. Perché sai anche che qui sfonda una porta aperta, perché noi abbiamo fatto quella iniziativa, quella petizione di legge popolare assieme alla CEI, e qui solo nel Veneto abbiamo raccolto 30.000 firme contro le aperture domenicali, ma poi il Parlamento non è andata in altra direzione. Risultato. Infatti qua ci sono sempre posizioni contrastanti tra chi opera nel settore e chi invece governa, che quindi la vede diversamente. Vediamo di tirare fuori, ci sono anche altri aspetti molto importanti dopo la pubblicità.